felicità. Desiree, non hai idea quanto io sia felice che stiamo riprendendo la stagione Siamo di Cecchi la Mole tornati, Cotta. sì, bentrovati. Io speravo di cambiare, ma non c'è stato verso. Non è C'è vero, lei. mi hai cercato c'è lei. apposta. È vero, Non è è vero, vero, questo è mi hai cercato vero. apposta. Salutiamo le nostre camere, ciao la mia, ciao la tua, ciao. Non sei Ciao, cambiato che ce tu. ne frega? No, Le sì, mi sono telecamere. cambiato. No, le Mi sono telecamere, dico, ti cambiato. ho detto 100 volte. Dobbiamo correre, dobbiamo correre. senso Ti dobbiamo dico cosa faremo oggi. Sì. Va bene? Oggi parleremo di primi. Primi. I primi, che dice i piatti. primi saranno gli ultimi, no, i primi No, saranno primi i nel primi. senso di primi proprio. E facciamo, guarda, Sì. degli spaghetti alla chitarra con gamberoni e pomodori confit. Mi sembra Però ottimo. questi sono dei pomodorini Sì. che non sono secchi, sono semisecchi. Semisecchi. Per cui noi li andremo a lavorare un pochino come se fossero confit. Va bene? Togliti la padella. La Cominciamo padella. con la nostra padella. Accendiamo la padella. Io ho dato c'è il calore. Mi prendi il fuoco l'aglio? Mi prendi L'aglio. Ragazzi, la felicità che ho nell'essere di nuovo Lo vuoi qui. in camicia, Ma- l'aglio? No, vabbè, c'è caldo, in maglietta. Lo vuoi fare? Come si faceva l'aglio? Aspetta. Vai, prego. Ecco qua, ho fatto l'aglio. Ecco qua. Diamo una tagliatina a quest'aglio così. Oh. Perfettissimamente. Quindi Leviamo. partiamo, c'è un po' di buccia, occhio, L'ho levata. Quindi da dove parti? Da cosa Partiamo parti? da Dai fare gamberoni? I pomodorini. Dai No, pomodorini. mi dai l'olio, quello rosso è olio d'oliva, quello chiaro è olio di chiaro. Va bene così, andiamo così. Puzza di aglio. Puzza di aglio, certo, l'aglio. E poi sai che cosa facciamo? Appena il nostro fuochetto, l'aglietto comincia a strimbudulliare. Sì. Lo sai cosa significa strimbudulliare? È un Si termine riscalda, sì, francese, sì. strimbudulliare. Così prendiamo i pomodorini. La pinzetta, Questa? Così la pinzetta. Brava. Vedi che l'aglio sta strimbudulliando? Sì. Quindi senti, Facciamo allora ricordami così. come si chiama questo primo? Come Questo si è un chiama? primo con gamberi e pomodorini confit. Gamberi e pomodorini confit. Però stiamo usando questi pomodori che hanno una particolarità, sono semisecchi, per cui si portano il gusto meraviglioso del pomodoro secco o volgarmente chiamato chiapparetta. No, Vedi? non dire Sì, queste cose si così vede. in televisione, ma che Dici modo che è? ha detto? Ma non si dice, I dai. chiapperi, chiapparetta. Vabbè. Vedi, e stiamo stringhingando questi pomodorini così. Chiapparedda. Sposta questo, ti ringrazio se me lo sposti. Non lo so. Stiamo dando questa cottura così. Quindi queste sono delle conserve praticamente, no? Sì, erano conservate e le ho prese. Le hai prese. Poi aggiungiamo un po' Un po' di sale, e alla fine mettiamo anche un pochino di zucchero. quindi li fai tipo in agrodolce. No, non è agrodolce No. perché non c'è aceto. È confit, sarebbero Confit. tipo confettate, capito? Ah, confettate, Così confettate. abbiamo messo, senti che profumo che fanno? Senti sì, che profumo? Sì, sì. E andiamo a mettere un po' di zucchero, così. E basta più, giriamo. E questa Aglio, un è po' una d'olio, pomodori, come se fossero così, confit. Ok. come se fossero confit. Va Così. bene. Prendiamo un piccolo contenitore, Sì. va bene, e andiamo a mettere, mi dà la Marisa. La Marisa, aspetta, Qua, dov'è la guarda. Marisa? Ah, questa, qua. Ha dimenticato tutto, ragazzi, ha dimenticato tutto. Non sa più Ah, niente. già pronti questi? Questi sì, li abbiamo appena sbollentati perché è proprio un piatto espresso. Aumentiamo qui che comincia a bollire. E nel frattempo, sai che cosa facciamo? Che facciamo? Puliamo i gamberoni. Puliamo i gamberoni. Nei gamberoni abbiamo tolto la testa. Ho visto, poverini. Dalla testa che ne abbiamo fatto, Desiree? E l'hai buttata? No, guarda dov'è la testa. Abbiamo creato quella crema che si chiama bisque di gambero. Crema di... Bisque di gambero. Ah, bisque di gambero, ok. Bisque di gambero che andrà a praticamente insaporire di gambero una meraviglia. Voglio dire una cosa. Ma Una cosa. Che Come devi si dire? fa la bisque di gambero? Poi la faremo vedere un giorno. Però si prendono le teste, si fa un soffritto di cipolla, aglio, sedano, carota, poi si mettono le teste dei gamberi, Si trita tutto. si fanno prima soffriggere, si mette il ghiaccio e si cucinano nel ghiaccio, capito? Lo Il so ghiaccio fare anch'io fonde. questo. Brava, sì. Allora, regia, produzione, se lei mi deve aiutare non deve essere preoccupata se si sporca perché si è fatta da poco le mani. va bene, Va dai, bene? ma sono pochi i gamberi, li puoi fare anche tu da solo. Ma allora che fammi ci fare sai un'altra fare cosa, qua? cosa posso fare? Mi porta avanti un altro lavoro, Porta dai. avanti, pulisci i gamberi. Fammi fare un'altra cosa.
Cose di pazzi. Ma senti, con quella che devi fare? Questa quindi? è la bisca. Con la bisca poi che devi andrà fare? messa nella pasta. Ti serve dopo? Sì. Ok, quindi la bisca, diciamo, una cosa. Allora, non è fai una cosa, l'acqua sta bollendo, comincia a mettere giù la pasta, fai La così, pasta? dai. Posso Fai metterla? così. Tutta no, magari Tutta un quanta? po' meno, no, un po' meno, No, vabbè, dai. mettiamo tutta, dai. E te pareva, si vede che lei è sempre lei. Oh. Allora, ci vuole il sale? Certo, non l'ho messo. La cosa ve la posso raccontare una cosa mentre le metto la pasta. Vai. Un amico mio che è andato in crociera, Si mette così sa questo, che l'ha aspetta. incontrata in crociera, che lei si è fatta una crociera. Ma perché devi Allora, raccontare? in crociera il- c'era No, il questo- bello dei giochi, il divertimento, scendere e visitare le città. Desiree dov'era? Sempre davanti al buffet. No, guarda, la crociera... Sempre davanti al buffet. È vero, sono stata in crociera. Ha ma è pagato veramente- solo per mangiare. È pazzesco, si mangia tutto il giorno in crociera. Sì, è vero, anche la notte. Bellissimo. Anche la notte. Anche la notte. Ti giuro. Abbiamo messo giù la pasta. Mentre la pasta cuoce, sai che facciamo noi? Abbiamo pulito i gamberoni. Ecco qua. È di grande aiuto lei, veramente, guarda, con il coltello. Ma si può mescolare la pasta con il coltello? Sale? Prendi questa. È acceso, tutto a posto. Allora, gli spaghetti alla chitarra stanno bollendo. Nel frattempo che stai facendo? Sto togliendo. L'hai tolto il coso? E questo sto togliendo. L'intestino? Sì. Mm. E voilà. E togliete. Non mangiano niente questi gamberoni. E mangiano poco, capito? Spiegamoci prima. Esatto. Tu adesso sai che devi fare? Che devo fare? Prendi un po' di aromi, sedano. Mm. Prendi un pezzetto. Prendi, dai, Che devo un fare? pezzetto sul tagliere. Ah, ok. Le foglie o questo? Eh? Le foglie o il gambo? Il gambo, un poco di gambo, dai. Me lo tagli piccolo piccolo, per favore. Ecco. Voilà. E questo l'abbiamo fatto, dai. Ah. Questo lavoro è fatto, questo lo togliamo e lo mettiamo qua. Ci diamo una sciacquata alle mani, qua, e via così. Va bene Tu, così? sì, bello più piccolo, più piccolo, più piccolo. Questo è anche un poco di cipolla mi devi fare, che io metto da parte questo, così. Mentre la pasta va avanti, guarda, signori, veramente, allora parlo dalla tua camera, sto parlando dalla camera di Desiree, è veramente una vergogna, questo aiuto è davanti a Dio, questo aiuto. Ma guarda, no, perché C'è- quello che mi hai insegnato tu è questo, No, no? non è questo, Sì, tu quello mi hai che ti ho insegnato insegnato- questo, no. ma metti il coltello comunque un passo. Sì, ma con la mano Così è viene brava, meglio. ma non a saltare, non a saltare. Tieni, guarda, è Guarda, c'è piccolissimo. stata la strage del sedano, guarda. Tu metti così Ormai l'avevo fatto io, grazie. Era pronto. è cretina, è cretina. È cretina. Allora, Quindi, prendi un tegame, mm, così prendi questo, metti il sedano e ok. metti anche della cipolla. E metti anche della cipolla, vai. Sempre a pezzetti, giusto? Sì. Questo è un problema, perché io piango con la cipolla. Questo lo mettiamo qua. Sei capace a tagliare la cipolla? Certo, Desiree? però mi viene da piangere. Non piangere. Ok, sta facendo delle montagne di cipolla, perché questa preparazione, se non si fa la montagna di cipolla... lo faccio più piccolo, va bene, aspetta. sì, devi farla piccola. Ecco qua. Allora, l'olio glielo metto io. Stiamo andando avanti con la seconda preparazione, lo capisci? No! No, veramente. Signore, a casa fate tutto, ma non fate quello che fa lei. Desi, eh sì, saltarello, canta. Saltellando qua e là, la cipolla da tagliare, saltellando qua e là. Fai tu, dai. Ai, ai. Ma come mi viene da piangere, ci vuole veramente. Vieni, piangi. Che mi critica, tutte le cose che faccio No, mi io non ti critica, critico, ogni anzi ti cosa. dico che le lascio così bella grossa. Mi inibisce, stavo facendo la La cipolla. lascio così che stavo- bella grossa, dai. Tutte le cose Dai. non vanno bene. Dai che ci siamo. Quindi, Dai allora, che ci siamo. Stiamo facendo due ricapitoliamo la preparazioni in ricetta. una,
Stiamo facendo un piatto pazzesco, spaghetti alla chitarra con gamberoni, pomodori confit e la cosa, come si chiama? Le E carte. il biscuit, come l'hai chiamato? Amica! Ma è pazzesca, eh! L'ha chiamata la cosa, la bisca. Le carte, la bisc. Ah, la C'era bis- qualcosa che mi la ricordava. bischi clandestina. Sì, La vabbè. bischi clandestina. Quella, No, la esagerato. bisc, la bisc, la bisc. Cipolla, sedano e fagioli. Ma e la scusami, pasta questo è un al altro prosciutto. piatto? Sì, questa è la seconda Ah, me lo ricetta. devi dire allora, stiamo facendo due L'ho ricette in detto, contemporanea. l'ho detto, è che tu non l'hai sentito. No, non l'hai detto, non l'hai L'ho specificato. detto. E come si chiama la seconda ricetta, vediamo? La seconda ricetta sono pacche di fagioli e cozze. Paccheri, fagioli e cozze. Oh, Yes. wow. Ok. Quindi, allora, E allora, voi qui non lo so se il regista riesce a inquadrare, ha messo il sale nella pasta ed è come se avesse nevicato sul piano di beh, mi è cottura. caduto. Neve sul piano di cottura. Bella questa cosa. Va bene, quindi allora, abbiamo lasciato da parte la prima preparazione, giusto? Esatto, Che abbiamo brava. fatto? Abbiamo soffritto l'aglio. I pomodorini, questa particolarità I pomodorini- tipo di pomodorini che è un semisecco. Semisecco. Così al morso è ancora più buono, capito? Semisecco. Perché non si secca. Si chiama proprio così, pomodori semisecco? Sì, si chiama così. È un semisecco, non è proprio un dry, semi-dry. Se non mi secco? Non è pomodoro. Avvicinati ancora che poi ci rimproverano che ti metti troppo vicina. Vabbè, E allora, allora. aspetta. Ci occorre dell'acqua. Quindi niente, allora questi i pomodori semisecchi li abbiamo lasciati da parte, li abbiamo soffritti, dicevo, I fagioli. con è chiaro- l'aglio, sale e zucchero. e un po' di zucchero. I Questa invece fagioli è un'altra è preparazione. chiaro che i fagioli li abbiamo già precotti Ok. cotti, e li stiamo mettendo così. Ora stiamo facendo la seconda preparazione. Sì. La terza preparazione è ancora più facile. Per tre primi abbiamo facciamo? un primo, sì, abbiamo un primo che è a base di facciamo una cosa. Vai, dimmi, Com'era? Come dicevamo l'anno scorso? Consigli? per i consigli. Consigli per i consigli. Guarda, A dopo. tre primi piatti Io che non so sono- se mi troverete Io sono a appena dieta riprendiamo. quest'anno, non assaggio. appena Poi ho riprendiamo. mangiato. No. Non lo so se mi troverete. E allora, Desi, Allora, facciamo partire il primo piatto. dai, Il primo piatto facciamo un poco di olio. sì, Guarda che facciamo, guarda. Così. poi, Poi prendiamo questi gamberoni, sì, questi di qua, e li andiamo a tagliare così, grossolanamente. ok, quindi Perché a noi ci pezzettoni. piace il grossolano, Grossolano. guarda, così, Mm. questo e questo. Ma la pasta l'hai controllata? Sì, sì, già è cotta. Mm. Questo lo andiamo a mettere qua, così. E questo, guarda che cosa facciamo. Mentre cuoce noi stiamo facendo una tartare di gambero. Questo è più piccolo, lo fai un po' più piccolo, un po' No, più grande? questo rimane crudo. Ah, ok. Senti che buon profumo. Senti. Sì, vuoi che lo mescolo? No, non lascio No. stare, mi fa la crosticina. Devi Invece fare la tu, reazione di? Maillard, Dillo. fammi questo La tartare? battuto, sì, fammi questo battuto. Andiamo a prendere questi. Questi. Mamma mia, che profumo! Questi. Senti che profumo? Va bene, E nel frattempo guarda che cosa ha fatto Tino. che fai? Dice a Desiree, Vai. li prendi i paccheri Desiree? Questi qua, Sì? E li metti qua in nella cottura. stessa acqua? Sì, tanto acqua e sale, sì. perfetto. E ci mettiamo avanti, guarda. Ecco. Abbiamo spadellato così. Allora, quindi questi li spadelliamo semplicemente Guarda, con quel mi dai gambero quei che pomodorini? abbiamo. E i pomodorini confit che abbiamo fatto prima, soffritti con l'aglio, giusto? Esattamente. A questo punto prendiamo un mestolino, questo qua, e mi vado a prendere un poco di acqua di qui, vedi così. Di cottura. La mettiamo qua, così. Voilà.
andiamo a mettere del prezzemolo grossolanamente, prezzemolo così grossolano, grossolanamente. così, Anche con se tutte dice le ma foglie. scusa dai, non Ma è tutto troppo l'albero grosso, del prezzemolo, non è troppo grosso, ma mettilo. ci piace così, dai. Questo aumentiamo la fiamma. E Così, saltiamo. il prezzemolo io l'ho messo così perché spesso sai che capita? Che capita? Che c'è gente che dà fastidio al prezzemolo. Cos'è la Ah, possibilità così di lo toglierlo? tolgono, però rimane quella roba. L'aroma, certo. Ragazzi, ormai non si può tenere più questa Altissimi roba. livelli, ragazzi. Guarda, guarda, mi piace questo piatto. E mi dai la bisque, Desiree. La bisque la prendiamo, guarda, Vai. basta 1 e 2 cucchiai. 2 cucchiai non ne di dobbiamo bisque. mettere più, così. Che abbiamo Guarda. fatto, voi non ci crederete, ma come si fa questo? Con le teste dei Con le gamberi. teste dei gamberi, pazzesco. Me la dai un altro poco, Desi, un altro cucchiaio me lo dai? Sì, Dai. Un altro cucchiaio, perfetto. Cioè, come si può fare la messa nel posto sbagliato? Cioè, dove io devo Metto un girare altro tutta qua. la pentola, dai. Vai. Lo senti il profumo? Vedi? Lo sai che facciamo? Facciamo una bella Impiattiamo, impiattata. Ma impiattiamo. più che un'impiattata, sai che facciamo? una teglia. Una vassoiata. Mamma mia, una vassoiata. Una vassoiata così, guarda. Guarda. Poi andiamo a prendere il gambero. E lo metti sopra così. Ma che piatto gourmet è questo, ragazzi? Mi dai dell'olio, mon amour? Qui metto io? Sì. Un filo d'olio? Sì. Così, tutto Sì. su? Su, vai. E voilà, la possiamo mettere là. Leviamo il Spaghetti alla chitarra con bisque, com'è? bisque di gamberi e pomodorini. E pomodorini confiti. Brava. E la Ecco mettiamo qua. qua. Levala la bisque, mettila di là, mettila. Ecco, mettila di Metto là qua? e la mettiamo, sì. Nel frattempo, Allora, nel frattempo i abbiamo nostri paccheri si hanno paccheri, cotto. Che dovevamo fare come? Come con cozze e fagioli. Ma spieghiamolo abbiamo questo visto come che l'abbiamo abbiamo fatto. cotto i fagioli, poi li abbiamo frullati e infine setacciati. Abbiamo creato una crema. Una crema. A questo punto ci serve sempre il nostro fratello aglio, Fratello, perché fratello? perché così si dice, San Francesco tutti fratelli, per cui io faccio come dice lui, guarda. Ecco fatto. Come le sembra, signora? Buona, molto saporita, sì. Molto saporita. Saporita non vuol dire salata, giusto? No, buona, Buona. buona. Je veux dire, consigliamo di lui. Quindi sempre l'aglio. E l'aglio con il pesce, signore, l'aglio è padrone. Un po' di È aglio. inutile che lo nascondo. Un po' di Capito? aglio, un filo d'olio. E che facciamo? Cerchiamo di fare Senti, le partire cozze come le questo. fate? Bollite? Come Sono si fanno semplicemente quelle? bollite e scoppiate. Vabbè, sì, quando le dice guarda questa cozza, pah! Scoppia di salute. Scoppia. Mentre lui ingingandiliglia, facciamo così. Facciamo così, guarda. Ci siamo. E le fai La scoppiare. schiumarola, grazie. La schiumarola. Questa? No, questa, ma è proprio questa è gigantesca. Eccola qua, l'ho trovata. Questo lo possiamo spegnere per i nostri paccheri. E guarda che ti faccio. Ah, li salti lì direttamente. Oh, yes. Pazzesco. Quindi, queste cozze che fai? Le bollisci e le apri? Niente. Cosa? Poi le salti in padella così? Sì, per ora semplicemente. così, guarda, così. Lo spaghetto di prima, me lo levi? Qualcuno riderà per questi spaghetti, ma noi li leviamo. Guarda. Vedi? Ok, va bene così. Guarda, guarda che belli paccheri, guarda. Meravigliosi. Gli mettiamo pure un poco di prezzemolo. Così. Quindi e semplice saltiamo. semplice questa così. Sì, ora facciamo così, guarda Ora che cosa facciamo. Prendiamo un piatto, Prendiamo un piatto. capito? E facciamo questo matrimonio. Lei dice a lui, sei un fagiolo, e lui dice a lei, sei una cozza. Però si sono sposati. Ma
La nostra crema di fagioli, guarda. Quindi questa è la crema di fagioli cotti, poi l'abbiamo frullati e setacciati, e viene così, Brava, giusto? sì. E facciamo un letto. Brava. Andiamo a fare questo letto così. Guarda. Guarda. Ok, basta, vuoi ancora? Basta così. Basta. Mi dai questa che c'è davanti? Sì, sì, Questa? sì. Questa. E andiamo così. E andiamo così. Mamma mia. Ma senti? Eh sì. E andiamo così. Ma senti? Così, tocco finale. Qual è? Cos'è? L'olio. L'olio e il un po' pepe. di pepe nero. E un po' di pepe. Quindi questa come si chiama? Paccheri. Calamarata. Calamarà. Dove sono i calamari? No, è la pasta che si chiama così, calamarata. Ah, calamarato. Ecco qua. Calamarata. Ma non erano paccheri Questo, questi? questo lo possiamo togliere. Vabbè ragazzi. Questi- I paccheri sono quelli lunghi. E questo è calamarata. Ecco qua. Adesso dobbiamo dare un attimo di tempo perché devo pulire il suo piano di cottura, così non si può lavorare. Perché Desiree fa tutto, ma la grascia che fai? Ma la grascia che tu sei, La grascia ragazzi, che non sai fa. cucinare, butta tutto, tutta l'acqua. Mettiamo giù la pasta. Questa che pasta è? Bucatà. Spaghettoni. Ah, bucatini. Bucatà. E qui vedo invece cos'è quello dello speck, quindi Sì, passiamo quello è dal bacon, pesce così facciamo cose strane. Questa pasta si chiama pasta curry quaglio. È una pasta antichissima, signori miei, ci sarà gente anziana che se lo ricorderà. Era la pasta dei contadini che se la portavano, mettevano solo olio, pasta e uovo. Bene, Però proviamola. non immaginate che sia una carbonara tutta con l'uovo a crema. Una cosa completamente. più semplice, È una diciamo, cosa molto più contadina, semplice, si più può contadina. dire? Brava, l'hai detto. Guarda, sta uscendo Di l'acqua. nuovo, di nuovo, non Fai lo un po' che facciamo spegni, uscire. bravo. Così, prendiamo questo sai che cos'è? Pecorino, Lo chiamiamo pecorino, ma questo è il tipico Pepato. canestrato pepato siciliano. canestrato, pepato siciliano, un nome più semplice. Che è canestrato perché... Mi dà un La etto di odio. canestrato pepato siciliano? Niente, la odio io a questo, guardate, mi dovete Non ce la credere. posso Io fare, la ragazzi. odio. Io- In sintesi, come in si chiama? sintesi, pepato stagionato, ma non troppo. 2 uova qua dentro andiamo Allora, a mettere. andate a dire Una. al salumiere un e etto 2. di canestrato pepato siciliano. Mi dai una forchetta. Mi raccomando non mettete sale perché questo formaggio è abbastanza salato. sprechestrain, Quindi capito? un po' di E pepato facciamo così, canestrato guarda. siciliano e le uova. E andiamo a fare questo lavoro, E guarda. mischi. E facciamo così, guarda, vedi che stiamo facendo? E fai una specie di tipo frittata. Brava, brava. Brava. Nel frattempo, cosa facciamo? Mm. Nel frattempo, la pasta è pronta. Sì. Prendiamo una paddles, questa di qua, la mettiamo qua e partiamo. La facciamo scaldare, andiamo a profumare questa ricetta Sì? con la cipolla. Ah. Proprio profumarla, guarda. Profumarla, quindi pochissimo. Guarda come lo sto tagliando, guarda. A julienne. No, questa è a Totem. Ah. A Totem. Je peux avoir l'œil? Bene, quindi un profumo di cipolla, un po' d'olio. Olio. Andiamo a mettere la pasta qui che E è scoli la bella. pasta lì? No, la metto direttamente qua. Ah, la metti là. Quindi Capito? continua la cottura lì. Sì, con questo, senti questo profumo di cipolla? Con questa cipolla di Maillard. Scendiamo la pasta. Scendiamo la pasta. Avviciniamo questo qui e facciamo così. Mi raccomando, quest'olio qui Sì? non deve essere caldo caldo. No, perché sennò Ora ti che faccio succede? vedere. No. Scattia. No. Brava, brucia la cipolla. La cipolla Brucia. non si deve bruciare. Brava. Guarda qua. E ora prendiamo questa, tieni, grazie. E facciamo questo lavoro così.
che non sarà mai una carbonara. Senti, ma è speciale, no? Ma l'uovo qua deve addensarsi come se fosse un'altra pazzata. Ma capito? buonissima, quindi una specie di... come si chiama questa pasta? Un riquaglio. Un riquaglio. Perché quaglia la prima volta cucaccio, ve lo dico in dialetto, l'uovo quaglia cucaccio. Era la prima quagliata e poi riquaglia sotto il fuoco. Quindi, ok. Hai visto? Ora aumentiamo. Prendi un piatto, prendi un piatto. Prendo un piatto, sì. Che piatto vuoi? Questo Questo prendo. lo vale, bravo. Lo vale, questo. Ah, lei che cerca, eh? Così spegniamo. Pronta? Questo qua. La Marisa. La Marisa, tieni, la questa... Marisa. Tieni. Qua, Questa che è di uovo, vai. Guarda questa crostina che io ho fatto La parte fare, guarda finale, sopra. mamma mia. Guarda. E voilà. Il nostro oro. Questo vuoi? L'oro naturale nostro. Pronto, quindi 3 Ed è primi. Così. Cominciamo. Prendi una forchetta. Prendo una forchetta. Anzi, due forchette. Tu prendi il piatto, no? Facciamo qua. Sì. Prendi 2 forchette. Allora, guarda, io assaggio proprio poco perché ti ho Sì. detto sono a dieta. Sì. Non vorrei esagerare. Come? Poi comunque ho mangiato a casa. Buonissimo. Adesso Senti che c'è sta cosa, capito, che io mangio. Esatto, tutti lo dicono, posso togliere? Ma hai preso 2 forchette tutte Molto e 2 buona. per te, giusto? No, cambio. Adesso Ah, non era per me, va bene. per non mischiare i Aspetta, sapori. prendiamo un piatto, neanche che si deve dire che mangi così nel piatto di portata. Buona, questa? Cioè, buono questo, lo so, per me sì. Mi dà una forchetta e un cucchiaio, gentilmente. Non l'abbia come comando. Prendiamo questa, gli diamo una mesciata. Questa è la mia preferita, secondo me. Così, guarda. Ti metto un po' di pomodorini, un po' di gambero. Metti un po' di tartar. Sì, metto anche un po' di tartare di gambero. Quella, metti quella. Questo, va bene. La tartare. Scusate. Ecco qua, Vabbè, prego. cambiamo Sì, forchetta. sì, questo. Io perché non devo assaggiare? C'è scritto nel contratto, non le Come leggi. c'è scritto E nel se non lo leggi io che posso fare? C'è scritto. Quest'anno l'ho fatto mettere. Che io non devo assaggiare. Buona, Cioè, Buono, vero? passano gli anni, ma tu Va bene, appena sei finito. sempre bravo. Grazie. allora, prendi l'altro piatto, dai, portiamoci Sì, avanti. portiamoci avanti. Ammortizziamo Tolgo i tempi. Questo lo metto qua. E ora il riquaglio, prendo un altro Vai. piatto con forchetta perché questo sa di pesce. Assaggia di quella con il riquaglio. Senti che sapore antico, non è a testa. Mamma mia, questa, ragazzi. Sì, questa la vuoi pure? Grazie. Andiamo Questa via. com'è che si chiama? Il riquaglio. Devi prendere pure la pasta. Devi prendere, guarda, Questa. Sì. Ah, non l'ho mai assaggiata questa Te la pasta. sto così, facendo vediamo. assaggiare io. È una carbonara antesignana, diciamo. Ah, vabbè. Buonissimo. Buonissimo. Oh, mio. Va bene, comunque salutiamo con il riquaglio, vi salutiamo. E abbiamo fatto spaghetti, gamberoni e pomodori semisecchi confit, calamarata con cozze e fagioli e la famosa pasta con riquaglio. Non la conosceva nessuno, però Neanche io io. l'ho fatta conoscere. Questa ha proprio quel sapore di pasta con- canestrato, antico, pepato, bravo. siciliano. Buono, buonissimo. Spaghetti, gamberi e pomodorini confitti. 400 g di spaghetti, 500 g di gamberoni, 300 g di pomodorini, bische di gamberi, 30 g di burro, olio evo, sale e pepe quanto basta. Calamarata fagioli e cozze. 500 g di calamarata, 1 kg di cozze, 500 g di fagioli cannellini, sedano, cipolla e aglio, olio evo, sale e pepe quanto basta. Bucatini con riquaglio. 400 g di bucatini, 2 uova,
50 g di canestrato antico grattugiato, olio evo, sale e pepe quanto basta.